Indovinate un poco chi è tornato, a discapito di praticamente nessuno e per nessun motivo. Io. No vabbè, quest'introduzione è inutile, passiamo al video. Fiole e fioli, welcome back, in questo che sarà un video molto particolare, si tratta di uno spacchettamento pazzo leggendario 500.000 gemme Clash Royale. Infatti abbiamo qui una bella bustina di carte napoletane Neapolitan Duels. La confezione è davvero molto bella, procediamo nello spacchettarla. Bene bene, vediamo un po' cosa abbiamo qui, allora secco controlliamo. Bene bene, ora potresti anche chiederti, cosa cazzo è successo al video? No niente, l'ho solo messo in pausa per farvi vedere una cosa. Non sarà qualcosa di incredibile, ma ecco a voi signori e signore, la mia prima fan art. Purtroppo non so il nome di chi me l'ha fatta, ma chiunque tu sia. Grazie. Ok, basta rubare il vostro tempo, ora mi dileguo. Allora signori, la carta è un semplice 4 di coppe. Insomma, solita merda, ma andando avanti troviamo un legit 9. Voglio dire ottimo, ma non quello che cerchiamo. Andiamo avanti signori, e la prossima carta è un merdoso 2 di spade. Ma porc. Tu vai dritto nell'angolino delle carte brutte. Ok, procediamo senza scorreggiarci signori, un 7, sarebbe anche una buona carta se solo non lo usassero tutti. Un 5 sempre di bastoni, non lo so, i bastoni sono comuni, ma almeno il 5 è abbastanza raro. Signori miei, ultima carta, vediamo un po'. Oh mio Dio signori miei, un asso di poppe, non ci voglio credere, questa carta vale tutti i soldi spesi, mio Dio, questa devo metterla al sicuro al più presto possibile, fuori dai coglioni, carta inutile, fai spazio. Va bene signori miei, il video finisce qua, un po' corto lo so, ma ultimamente ho un po' perso la voglia di fare video, ma non smetterò, semplicemente saranno un po' più corti o magari potrebbero anche... Oh cazzo, la videocamera sta cadendo, porco di... What the